In genere le donne si occupano delle mansioni di casa. In genere le donne accudiscono i figli. In genere le donne non vengono prese in considerazione sul posto di lavoro. In genere le donne hanno paura di esprimere le loro opinioni politiche. In genere le donne non trovano spazi di rappresentanza. In Veneto ci sono appena 10 donne su 51 consiglieri regionali, ma non deve per forza andar così. Il tuo voto può cambiare le cose. Sono Anna Maria Bigon e sono una donna democratica. Sono stata sindaca e consigliera regionale. In questi anni mi sono battuta molto per i diritti delle donne, per una retribuzione equa, per promuovere servizi all'infanzia e per garantire alle donne la libera scelta. Insieme alle associazioni ho ottenuto fondi per le donne vittime di violenza e screening gratuiti per la prevenzione dei tumori. Una politica donna non è una politica debole. Significa pazienza, dialogo, ascolto. Da quando sono in politica mi sono battuta per i miei concittadini. Sono stata sindaca e a Povegliano abbiamo fatto scelte coraggiose. Abbiamo combattuto la speculazione edilizia, abbiamo riportato in vita le risorgive e quando abbiamo scoperto che le scuole erano state edificate con cemento depotenziato, le abbiamo abbattute e ricostruite. Nel 2019 sono diventata consigliera regionale e quei problemi che affrontavo da sindaca di un piccolo comune li sto portando all'attenzione della regione. In questi mesi ho discusso con gli amministratori, ho incontrato comitati di cittadini e in Consiglio regionale ho fatto un'opposizione rispettosa e concreta, facendomi portavoce dei problemi delle persone. Ma associarci, discutere, alzare la voce quando serve non basta. Tutti noi, per i nostri cari, vogliamo un'economia che cresce, edifici sicuri, una rete di trasporti degna di questo nome, un ambiente sano in cui vivere e una sanità efficiente alla portata delle tasche di tutti. Le vere preoccupazioni dei lavoratori, delle famiglie che faticano a gestire l'assistenza ai nonni o ai genitori anziani, delle mamme e dei papà che non trovano sempre sul territorio i servizi necessari per accudire i figli, sono le mie battaglie. Non mi importa quanto sia difficile, purché in consiglio risuoni una voce vera, la tua.